Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione dei nostri notiziari, insieme puntuali alle 12 per aggiornarvi sui fatti principali della giornata. Tra pochissimo parleremo di quanto accaduto al Luna Park di Castelfranco, vi aggiorneremo su un grave incidente stradale accaduto a Curtarolo, poi spazio anche per sul fronte sicurezza tra furti e spaccate e anche la politica. Prima però vi raccontiamo il sondaggio di oggi, sondaggio che riguarda proprio il tema della sicurezza. Parliamo di ronde e passeggiate per la sicurezza, servono? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 1626 691. Se la risposta è no, il numero da comporre è lo 0422 1626 690. Vi ricordo che la chiamata è gratuita, l'esito questa sera nel corso di Aringa. Allora andiamo subito, come anticipato, a Castelfranco Veneto, dove ieri sera si sono vissuti attimi di terrore per una ragazzina precipitata da una giostra. Ci aggiorna la nostra Nancy Galdi. Buongiorno Nancy, insieme a lei Renzo Rigon. Sì, buongiorno Francesca, da Castelfranco Veneto. Siamo in piazza Giorgione, dove è stato allestito il Luna Park di Carnevale. Una tragedia sfiorata ieri pomeriggio attorno alle 18:30, proprio qui una sedicenne è precipitata dalla giostra che vedete alle mie spalle, facendo un volo di 4 metri e atterrando di pancia sulla pedana. La giostra è denominata Shuttle, era qui con alcuni amici, era salita con loro quando improvvisamente si è sganciata la cintura di sicurezza del seggiolino su cui era seduta. Per cause ancora da chiarire, non si sa se per un difetto tecnico della giostra o un errore incidentale da parte della ragazza, magari se l'è sganciata per sbaglio. Per fortuna in quel momento la velocità della giostra stava diminuendo, la ragazza è caduta per 4 metri sotto gli occhi di tutti ed è stata subito soccorsa da alcuni ragazzi, probabilmente il personale della giostra. È stata trasportata all'ospedale Cafoncello di Treviso. Ha riportato diversi traumi e ferite alle gambe, ma era ancora cosciente quando è stata soccorsa, non riusciva soltanto a parlare perché sotto shock. Ovviamente la giostra è stata fermata, il resto delle persone a bordo sono state fatte scendere in piena sicurezza. E adesso la giostra è chiusa e in stato di sequestro, come vedete ci sono le strisce a delimitare l'area. Anche in questo caso una grande fortuna, la ragazza si sarebbe potuta fare veramente male. Sono ora in corso le indagini per verificare se si sia trattato di un guasto alla giostra o di un errore incidentale della ragazza. Bene, per ora è tutto da Castelfranco Veneto, grazie anche a Renzo Rigon alla parte tecnica. Francesca, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Nancy Galdi, grazie anche a Renzo Rigon per il supporto tecnico. E restiamo per meglio dire nella Marca trevigiana, ma facciamo un passo indietro. La giornata di ieri con la tragedia che si è consumata a Montebelluna. Giacomo Casagrande, 71 anni, è morto cadendo da una scala mentre stava tagliando una pianta. L'uomo è finito dentro il canale Brentella sbattendo violentemente la testa su un sasso. La disperazione della famiglia. Una tragica fatalità. Giacomo Casagrande era con il fratello, il figlio ed altre persone. Stava tagliando un albero con la motosega. All'improvviso un ramo ha toccato la scala ed il 71enne è precipitato nel canale. Il dramma è accaduto pochi minuti dopo le 14 a Biadene di Montebelluna, in un terreno boschivo sul retro di Villa Pisani lungo lo stradone del Bosco di proprietà dell'uomo. Sono stati attimi di terrore. Immediata la chiamata ai soccorsi, fra i primi ad intervenire i vigili del fuoco, a scendere dal mezzo il nipote, lui assieme ai colleghi, il difficile compito di liberare lo zio, ormai privo di vita, travolto dai rami. Le parole disperate della cognata della vittima. Mio cognato era sulla scala, il figlio era giù che faceva attenzione che non passassero le macchine per non essere pericoloso, e mio marito era sul trattore. Io dopo scusate, ma sono agitata, non me ne intendo tanto, e praticamente mio cognato era sulla scala e la pianta ha toccato la scala, lui ha perso l'equilibrio e è andato giù. E quindi ha sbattuto la testa? Ha sbattuto la testa e là non si è più mosso, sì.
Per descrivere il suo cognato com'era? Il cognato era una persona buona che teneva la sua famiglia come mio marito e praticamente mio marito è distrutto anche lui. La famiglia è stretta nel dolore, ricordano Giacomo, una persona che sapeva farsi voler bene, amava la famiglia, viveva per la nipotina, ci raccontano. Io guardavo fotografie un po' prima di andare fuori, guardavo fotografie da sottosetta. Un attimo ed è tutto finito, ci dicono fra le lacrime. Era in pensione Giacomo Casagrande, ma ogni tanto continuava a lavorare in carrozzeria e poi la sua vita dedicata alla famiglia, alla casa. La procura di Treviso non ha ravvisato i presupposti per l'apertura di un'indagine ed ha già firmato il nulla osta per le esequie. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, il suo M118 e i carabinieri di Montebelluna. E la notizia della morte di Giacomo Casagrande ha scosso la comunità di Montebelluna. Subito dopo che la notizia si è diffusa, sul posto sono arrivati diversi cittadini. Il cordoglio del sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Increduli di fronte ad una tragedia che ha colpito la comunità, i cittadini, gli amici più stretti, hanno raggiunto il luogo dell'incidente. Nessuno riusciva a crederci. Fra i primi ad arrivare l'ex titolare di Giacomo Casagrande, nonostante fosse in pensione, ogni tanto dava una mano. Lui ogni tanto veniva. Quando si aveva bisogno bastava chiamarlo, lui era sempre disponibile. Ha sempre lavorato con me, ha cominciato con noi, è andato in pensione con noi. Quando ha saputo di questa tragedia, che cosa ha pensato subito? No, non vi credevo, una cosa incredibile, perché era una persona sana, forte, sicura. Mai avrei pensato che cadesse qua sull'ultima pianta di fronte alla sua casa, mai e dopo mai. Disperata una vicina che Giacomo l'aveva conosciuto da giovane. Un ragazzo che giocava nei cortili, più o meno dell'età di mio fratello, quando ci si aggregava nei cortili per giocare, ed era un ragazzo che ha conservato, credo, quella semplicità che ci derivava. Il cordoglio dell'amministrazione comunale, una tragedia che lascia tutti senza parole, ci dice il sindaco. Esprimo le mie più profonde condoglianze a tutta la famiglia, condoglianze ovviamente non solo mie, ma da parte di tutta l'amministrazione comunale e di tutta la città di Montebelluna. Una tragedia che scuote una comunità intera, è sinceramente una tragedia che lascia senza parole. Dramma a Padova, dove si piange un poliziotto cinquantenne. L'uomo si è tolto la vita. Un anno fa a Jesolo aveva salvato la vita di una bambina. Ha scelto un luogo tristemente noto, la passerella che attraversa il Brenta a Cadoneghe Vecchia. È qui, sul lungargine sinistro, che è stato recuperato il corpo senza vita di un cinquantenne, un agente di polizia in servizio presso la questura di Padova. Un gesto volontario che ha lasciato senza parole tutti, la famiglia e anche i colleghi. Un agente ben voluto, preparato e generoso, che solo un anno fa era stato premiato per aver salvato la vita di una bambina nella spiaggia di Jesolo. Una grande perdita che lascia un grande vuoto. Alla famiglia si sono stretti i colleghi e tutta la comunità. Assalto lunedì notte alla gioielleria Marchi di Viale della Stazione a Montegrotto Terme. I malviventi hanno lavorato per oltre un'ora con la fiamma ossidrica e oggetti da taglio. Ai nostri microfoni la rabbia del proprietario. La mia è fortunata come gioielleria, perché prima il furto, la seconda una rapina, la terza che è morto un carabiniere, una rapina violenta. Questa notte purtroppo rumori non ne abbiamo sentiti. Con fiamma ossidrica hanno fatto un buco sul vetro antiproiettile di spessore di 5 cm. Ci racconta nel dettaglio quanto accaduto, tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Parla con pacatezza ma con il dolore di chi è ripiombato in un incubo. Guerrino Marchi, 85 anni, da 70 titolare di questa gioielleria di Viale Stazione nel centro di Montegrotto, come il padre e il nonno prima di lui. Un lavoro preciso, certosino, quello dei malviventi che hanno agito indisturbati. Alle 2 in primo
sopralluogo, poi l'assalto. Con la fiamma ossidrica prima hanno tagliato le inferriate, poi fatto un foro nel vetro per arraffare quanti più gioielli possibili, servendosi di un ramo. Avevo un tableau di anelli vicino con la mano, purtroppo era vicino alla vetrina, hanno svuotato, c'erano anelli, hanno portato via gli orologi, 2 monete antiche di San Marino e altri gioielli. A metterli in fuga all'albeggiare, racconta Guerrino Marchi. Ignaro di tutto, ad accorgersi dell'assalto è stato lui, intorno alle 8, uscito di casa per portare fuori il cane. Ingente il bottino, ingenti i danni, circa 20.000 euro secondo una prima stima. Bene che non sia sceso, perché io ho provato la paura, cioè trovarmi una pistola puntata, e la paura c'è. Dopo la forza, il coraggio, forse la mia volontà, innamorato della vita, che è un dono che non ha prezzo, però è brutto, perché con la terza è stata brutta, violenza, ci hanno picchiato, portato fuori tutti e hanno ucciso un ragazzo. Aveva 23 anni il vice brigadiere Alfredo Costantini, morto per le ferite riportate dopo 100 giorni di agonia. Una lapide posta all'esterno della gioielleria ricorda il suo sacrificio. In 3 erano entrati nel negozio nel 1983. Guerrino Marchi era riuscito a premere l'allarme e i carabinieri erano intervenuti. Il dolore per quella morte c'è ancora, come la paura per la violenza subita, ma ci sono anche altri sentimenti. Tanta rabbia, e amarezza e rabbia. Il mio mestiere è questo. Le indagini sono in corso. Fondamentali saranno le telecamere di videosorveglianza presenti in tutto il territorio comunale. Tra i primi a chiamare il gioielliere il sindaco Riccardo Mortandello. E allora sentiamo proprio il sindaco Mortandello, alla sua reazione dopo quanto accaduto. Intanto le indagini su questo furto vanno avanti. La gioielleria Marchi è il quarto furto che subiscono. Ricordiamo quella rapina degli anni 80, nell'83, dove è perito anche il vice brigadiere Alfredo Costantini, che ogni anno ricordiamo. Ecco, a differenza delle altre volte, questo è stato fatto proprio un furto in maniera scientifica, e speriamo che la nostra videosorveglianza e il lavoro dei carabinieri porti ad assicurare alla giustizia questi malviventi e questi ladri. Ecco, quella è una zona videosorvegliata, ci sono telecamere presenti. Le videocamere sono praticamente ovunque, aggiungiamo anche i sistemi di videosorveglianza dei privati che speriamo possano aiutare. Quindi sarà un lavoro in sinergia, voi l'avete già messo a disposizione dei carabinieri? Assolutamente sì, sarà un lavoro che è demandato alle forze dell'ordine. Resta il grande fatto che speriamo che vengano non solo riconosciuti coloro che si sono resi protagonisti di questo furto, ma che poi la legge li condanni realmente ad andare in galera, perché il grande problema è che se anche questi ladri vengono riconosciuti, poi hanno sempre l'escamotage per uscire dalla galera. Quindi speriamo vengano presi e che vengano messi per lungo tempo in galera, in modo da essere anche un esempio da non ripetere per chi volesse emularli. E adesso torniamo al gravissimo incidente accaduto ieri lungo la strada provinciale 47 Valsugana, all'altezza di Pieve di Curtarolo. Non è ancora stato identificato il nome della vittima. Ci colleghiamo per gli aggiornamenti con Chiara Gaiani sul posto insieme a Federico Cibotto, con loro Martina Rocchio, sindaca di Curtarolo. Buongiorno a Chiara e buongiorno alla sindaca. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori, ringraziamo per essere qui la sindaca Martina Rocchio. L'ufficio anagrafe del comune di Curtarolo è al lavoro proprio per cercare di dare un nome alla vittima. Stava percorrendo il tratto di Valsugana che vedete alle mie spalle in bicicletta, un uomo sui 70-75 anni, brizzolato con la barbetta bianca, indossava un giubbino nero molto leggero, sotto lo stesso
un maglione nero, una camicia, pantaloni della tuta, scarpe da ginnastica bianche, una bici, andava in bici su un'Atala da donna con un cestino. Nel tratto che vedete alle mie spalle in direzione nord verso Cittadella è stato travolto da un SUV mentre pare stesse tentando di attraversare la strada. L'autista dell'auto, un veneziano, ha dichiarato di esserselo proprio trovato davanti. L'incidente è avvenuto alle 15:30 di ieri pomeriggio. Questa provinciale che vedete alle mie spalle ha un traffico davvero pesante, ci sono migliaia di veicoli che ogni giorno la solcano e poi ne parleremo anche di questo del sindaco, ma intanto andiamo subito sulla povera vittima. Sindaco, state cercando di dare una mano agli agenti della polizia locale del distretto Medio Brenta che hanno rilevato l'incidente e stanno lavorando anche sull'identificazione della vittima. Sì, buongiorno a tutti. Sì, come si è detto è un incidente che chiaramente ha scosso anche tutta la comunità di Curtarolo, di conseguenza anche i nostri uffici e tutta l'amministrazione si è messa a disposizione delle autorità e anche della polizia locale per cercare di dare un nome e un volto, come dire, anche a questa persona, anche perché parliamo forse sempre più di persone che non hanno rete familiare. Questo è probabilmente la cosa un po' più drammatica, quindi l'appello è rivolto a tutti coloro che dovessero magari anche pensare che il vicino non è rientrato e di conseguenza magari possano allertare le forze dell'ordine per riuscire a fare nuove ricerche e continuare chiaramente a farle. Ecco, stanno cercando di capire dalle foto gli agenti con gli uffici anagrafi se si riesce a dare un nome a questa persona. Un incidente che tragicamente pone l'accento sull'inadeguatezza di questa strada, una strada solcata da migliaia di veicoli ogni giorno, su cui più volte sono stati lanciati appelli anche dalla sua amministrazione. La Valsugana, che peraltro pensate è provinciale in questo tratto, è un problema. Sì, diciamo che il tema della sicurezza in Valsugana è un tema chiaramente di cui ne abbiamo parlato ormai da tanti anni e credo che ora non sia più possibile procrastinare. Di conseguenza anche nelle prossime settimane mi vedrò anche con la provincia, abbiamo già parlato con entri sovracomunali proprio per trovare delle soluzioni comuni per risolvere tutta la problematica di questo tratto, perché non è solo Curtarolo, ricordiamo che il tratto provinciale parte da Vaccarino, quindi Piazzola sul Brenta, fino a Cittadella, mentre il resto chiaramente è statale. Quindi su questo tratto abbiamo tante necessità, tante peculiarità che dovranno essere, prese in considerazione per fare degli interventi puntuali che possano, dare delle risposte anche concrete a chi ogni giorno attraversa questo tratto, ma anche ai tantissimi imprenditori, perché qui parliamo di tante zone industriali che chiaramente toccano i nostri territori. Come diceva bene, le associazioni di categoria, gli imprenditori sono sempre stati al nostro fianco, quello dei sindaci, per portare queste istanze, perché avere tanto traffico porta a avere anche tempistiche e logistiche chiaramente molto più rallentate, e quindi dobbiamo dare delle risposte chiaramente anche a loro. Risposte che vanno date però anche ai cittadini, perché di fatto questa, per la sua comunità, anche per quelle vicine, sono strade di passaggio utilizzate banalmente per muoversi da una parte all'altra del paese. Certo, noi siamo proprio attraversati dalle strade provinciali, perché oltre all'SP47 abbiamo un altro incrocio pericoloso proprio in centro di Curtarolo con la SP70, quindi si diceva bene, perché anche i nostri cittadini da molto tempo hanno bisogno di risposte concrete, ma proprio per riuscire a percorrere questi tratti in sicurezza e soprattutto perché eventi come questo non siano più da verificarsi. Ecco, nel frattempo continuiamo a ribadire che si sta cercando di dare un nome alla vittima di quanto avvenuto ieri pomeriggio. Ha lanciato un appello il sindaco, ci uniamo a questo appello. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, grazie anche a Martina Rocchio, sindaco di Curtarolo. Francesca, la linea può tornare a te. Grazie davvero Chiara, grazie naturalmente anche alla sindaca e naturalmente rimbalziamo questo appello con la descrizione dettagliata che ha fatto Chiara per dare un nome alla vittima di questo gravissimo incidente stradale. Un pensionato ultranovantenne di Nanto aggredito e malmenato dai ladri finisce in ospedale con una gamba rotta, un'esperienza scioccante, dichiara il figlio arrivato per primo a soccorrerlo.
Resta tuttora sotto osservazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza un pensionato di 92 anni aggredito, malmenato da 2 ladri che si erano introdotti nella sua abitazione a Nanto. L'anziano, che abitava solo, si era fratturato un femore finendo a terra nella colluttazione con i malviventi. A soccorrerlo per primo il figlio, allertato dallo stesso pensionato, rimasto tuttora ancora sotto shock. Mio padre adesso sta in condizioni di salute compatibilmente con il decorso operatorio. Sta anche abbastanza bene, rimane comunque provato per ciò che è accaduto. È stata un'esperienza drammatica, insomma, sotto tutti gli aspetti, ecco, questo sì. Quindi speriamo bene, insomma, nel suo recupero, che sia il più veloce possibile. La banda, composta da almeno 3 persone, aveva fatto irruzione venerdì in pieno giorno, poco prima delle 10. 2 criminali si erano introdotti nell'abitazione scassinando un serramento al primo piano, mettendo a soqquadro i locali e incrociando l'anziano al piano terra. I malviventi sono entrati a volto scoperto. Mio padre si riferisce che non avevano un accento italiano, non è che in casa ci fossero particolari beni preziosi oppure che lui avesse determinate disponibilità, voglio dire, ecco. Lui teneva in casa quello che gli serviva per la quotidianità. Fatto sta che erano a volto scoperto e uno dei 2 lo ha affrontato. Potevano anche risparmiarsi il fatto di avvicinarsi a questo anziano e di spingerlo. Sapevano che, insomma, lo vedevano che aveva anche una motorietà leggermente instabile, no? L'abitazione dista 200 metri dall'oreficeria Zancan, nota per il ripetersi di drammatici assalti di rapinatori senza scrupoli. In queste zone rurali si avverte forte il senso di insicurezza. Abbiamo avuto anche testimonianza recente qui in paese, no? dove i furti magari sono stati anche molto più pesanti di quello che abbiamo subito noi, no? Sì, fa riflettere, fa pensare, ci rende anche molto insicuri, siamo anche allarmati, voglio dire, ecco, non nego che siamo anche impauriti, insomma, ecco, capito? Mobili divelti, quadri spostati, sparito l'anello della madre della proprietaria di casa, il pesante bilancio di un furto in abitazione a Zero Branco, ora entrare in casa fa paura, dice il proprietario. Siamo entrati in casa e il primo impatto è quello proprio più devastante, perché ti trovi con la casa sottosopra e vedi che sono entrati in casa tua. Difficile superare lo shock di vedere la propria abitazione, quello che dovrebbe essere un luogo sicuro, devastato dal passaggio dei ladri. Il furto venerdì sera in zona Montirona Zero Branco. I ladri probabilmente hanno atteso che Adriano Semenzato e la moglie uscissero a cena per entrare in azione. Sono arrivati dai campi retrostanti certi di non essere visti. Hanno tagliato la rete e poi si sono guadagnati un passaggio attraverso la siepe prima di raggiungere la finestra del bagno al piano terra. Hanno forzato questo balcone e poi hanno veramente divelto questa finestra. Una volta all'interno hanno girato tutte le stanze, lasciando dietro di loro la devastazione. Poi hanno fatto questo in tutte le nostre camere. Hanno spostato mobili, aperto armadi e cassetti, hanno persino sventrato la vasca idromassaggio. Comodini rotti in 2. Questo comodino era dentro l'armadio. Cercavano gioielli e denaro. Hanno buttato per terra quadri alla ricerca sicuramente di una cassaforte che assolutamente non c'è, e hanno trovato l'oro, l'anello che avevo regalato a mia moglie prima di sposarmi, poi soprattutto degli orecchini della mamma di mia moglie che erano un ricordo di famiglia. Un'esperienza che segna inevitabilmente la vita delle vittime. Anche ieri sera, quando si rientra a casa, si rimane sempre, finché non si è dentro, si vede che è tutto tranquillo. Anche l'entrare in casa con i primi giorni è un po' disturba. Ormai la gente veramente non ne può proprio più di queste situazioni, una situazione pesante.
Incidente questa mattina intorno alle 10 in via Giulio Cesare a Codognè, in provincia di Treviso, per uno scontro che ha coinvolto due auto. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano, che hanno lavorato per liberare dalle lamiere della propria auto un ferito che era a bordo di una delle due auto, poi affidato ai sanitari del SUEM di Conegliano, che una volta stabilizzato lo hanno trasportato in ospedale. Sul posto anche i carabinieri di Fontanelle e la polizia locale di Codognè. Blitz della Guardia di Finanza in occasione del Carnevale nei negozi di giocattoli nella Marca trevigiana. 2 esercenti sanzionati, un terzo denunciato per aver venduto i famosi pupazzi Labubu contraffatti. Sono oltre 3 milioni i giocattoli di provenienza cinese sequestrati dalla Guardia di Finanza in vista del Carnevale, periodo in cui aumenta la vendita di giocattoli e articoli per i bambini. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai consumatori, soprattutto ai più piccoli. Nel mirino sono finiti i negozi con articoli dedicati. In 2 casi la merce esposta per la vendita era priva delle specifiche avvertenze previste a tutela dei bimbi, che devono necessariamente accompagnare i giocattoli. Attività investigative condotte in sinergia con l'autorità giudiziaria e la Camera di Commercio sono finalizzate al contrasto dei fenomeni illeciti che mettono a rischio la proprietà industriale, i diritti d'autore, il Made in Italy e soprattutto la salute delle famiglie. Problemi sono stati riscontrati anche sulla composizione dei materiali, tanto che l'intero lotto è stato sottoposto a esami nel laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Livorno, che ha certificato l'irregolarità dei prodotti sotto il profilo chimico-meccanico rispetto agli standard europei. Sono così scattate le sanzioni amministrative fino a 50.000 euro per 2 imprenditori e il sequestro di tutti e 3 i milioni di giocattoli. Inoltre, un altro commerciante è stato denunciato per la vendita di pupazzi contraffatti del marchio Labubu, anch'essi sono stati sequestrati. Minacce al parroco anticamorra Maurizio Patriciello di Caivano e al cronista vicentino Adriano Cappellari. Nuove minacce al parroco anticamorra Don Maurizio Patriciello e intimidazione al cronista dell'altopiano Adriano Cappellari. L'inchiesta, che collega Napoli e Vicenza, riporta alla luce un clima pesante fatto di lettere anonime e messaggi intimidatori. Nel mirino il sacerdote di Caivano, da anni impegnato contro i clan, lo spaccio e il degrado sociale, ma anche il giornalista di Enego, collaboratore del giornale di Vicenza, che ha raccontato le iniziative e le testimonianze del parroco sull'altopiano. Una coincidenza che gli inquirenti stanno valutando per capire se ci sia un filo diretto tra le minacce. Le lettere, recapitate anche esponenti istituzionali, evocano toni pesanti e tentativi di isolamento. Il cronista Cappellari non arretra. Ho fatto e continuerò a fare il mio lavoro, ha scritto, ringraziando per la solidarietà ricevuta. Solidarietà anche da parte dell'Ordine dei giornalisti col presidente Andrea Buoso e del sindacato giornalisti del Veneto con Alessio Antonini. L'unica colpa di questi colleghi è stata quella di dare voce a un difensore della legalità, dicono, e promotore del riscatto e della dignità di una terra martoriata da violenza e sopraffazione. Un obiettivo e un impegno che non li vede soli, ma che fa parte del DNA di tutti i giornalisti e delle istituzioni che li rappresentano. Solidarietà anche dal mondo politico e istituzionale. L'obiettivo delle intimidazioni, secondo gli inquirenti, sarebbe quello di fermare chi racconta e denuncia. Ma la risposta, per ora, è quella della compattezza, nessun passo indietro nella difesa della legalità. Carnevale di sangue a Venezia, cittadini in strada, la città tra paura, accoltellamenti e pettorine arancioni con le pattuglie civiche. Restano sempre critiche le condizioni del 21enne del Lido accoltellato alla giugulare a Rialto in zona Erbaria per un apprezzamento non gradito la notte tra venerdì e sabato scorso. Riverso a terra in una pozza di sangue, è stato subito soccorso, operato d'urgenza e resta ricoverato in rianimazione in terapia intensiva in prognosi riservata all'Angelo di Mestre, con la squadra mobile di Venezia già sulle tracce dell'aggressore, un suo coetaneo datosi alla fuga dopo l'aggressione e che sarebbe stato rintracciato grazie alle immagini delle telecamere della zona e alle testimonianze dei presenti.
Nella stessa notte a Mestre, 40 residenti, stanchi di furti, spaccio e violenza, sono scesi in strada con pettorine arancione e torce per presidiare i quartieri segnati da spaccio, bivacchi e microcriminalità. Il racconto di Alvise Ferialdi, buongiorno Marghera, promotore dell'iniziativa. Tanta gente, tanto successo per questa iniziativa che, voglio ribadire, non è una ronda, ma bensì sono delle passeggiate civiche. Ma l'iniziativa scatena polemiche. Coraggio civico o deriva pericolosa? Ci si domanda. Non si tratta assolutamente nessuna deriva, ma è giusto fermarsi per riflettere ed è quello che stiamo facendo in questo momento. L'opposizione comunale con Paolo Ticozzi annuncia la presentazione di un'interrogazione per fare chiarezza sulla questione e sul reale stato della sicurezza urbana. Il clamore anche di questa che in effetti è una minoranza va tenuto conto, anzi l'idea nostra è di aprire a tutti. Tra paura e rabbia ci si chiede chi tutela davvero i cittadini. La risposta con l'invito di Ferialdi anche a Ticozzi. Capire anche a queste associazioni che ci hanno criticato, cioè questi devono essere momenti di tutti quanti i cittadini e nessuno deve avere paura. Sicuramente però devono essere ben coordinati con le forze dell'ordine. Tragedia scampata per una famiglia di Agugliaro, siamo in provincia di Vicenza, un incendio improvviso originato dal camino ha avvolto la cucina. Il fumo ha intossicato i 3 occupanti della casa che sono finiti in ospedale. E dei panni stesi per asciugare che avevo messo mia moglie e una scintilla è andata addosso ai vestiti e ha procurato l'incendio. C'era tra l'altro anche la figlia seduta lì vicino che ha preso un grande spavento e poi è fuggita naturalmente. Però si è elevato un fumo acre, tremendo, diciamo, che ha invaso tutta la casa. Un momento di disattenzione che poteva essere causa di una tragedia. Mentre il padre cercava di spegnere il rogo improvviso a secchiate d'acqua, la madre si trovava al piano superiore dell'abitazione in via Ponte Alto. E vengo giù e vedo un bagliore, una cosa, e quindi il mio immediato atteggiamento è stato quello di prendere mia figlia. Ho detto, Madonna, siete lì vicina, le fiamme le lava oggi? Sì. E quindi prendi la ragazza e sono scappata di là. Mentre gli occupanti della casa erano avvolti nel fumo acre nel tentativo di spegnere le fiamme, provvidenziale l'intervento del fratello che ha allertato per primo i vigili del fuoco di Lonigo. Io avevo visto subito le fiamme. E quando ho sentito le altre cose, mi hanno detto i vigili del fuoco, quando ci sono subito le fiamme, chiamarli tempestivamente. Si era spaventato, cosa aveva visto? Avevo visto le fiamme fuori, anche avevano entrati gli automobilisti, ma io avevo detto, avevo già allertato i vigili del fuoco. Poi siamo finiti in ospedale perché ci hanno fatto le analisi per vedere se avevamo aspirato questi fumi, i polmoni, raggi, e poi un secondo controllo del sangue, se era tutto a posto. E finalmente alle 2, dalle 8 siamo partiti, siamo riusciti a venire a casa. Oggi la sensazione di tutti è davvero di averla scampata per miracolo. Eravamo nelle mani sia delle persone che di Dio, per i credenti, certo. Chi non crede faccia quello che vuole. E adesso andiamo dal nostro Fabio Fioravanzi per raccontarci del coraggio di un barista che di fronte al bandito armato di coltello ha reagito con dei colpi di arti marziali. È così? Buongiorno Fabio. A Belluno siamo in questo bar sul quale proprio la persona che è protagonista del fatto ci dice si è fatto un pochino troppo clamore. C'è stata una persona che è entrata certamente non con buone intenzioni, il titolare Cristian Gottardo che è con noi, che tra l'altro non è nemmeno padovano. No, veneziano. Quindi un po' di cose sbagliate. Esatto. E altre cose sbagliate sono state scritte.
Sì, parecchie, che nel senso io solo, cioè la persona che è venuta qua l'ho solo disarmata, nel senso ho salvato l'incasso perché erano soldi che mi servivano per pagare le mie cose. Al momento, cioè, però non ho steso nessuno, l'ho solo disarmato. Una volta disarmato e sono uscito da questo vincolo qua, che sono uscito e ho chiamato il 113. La persona è rimasta qua dentro 4-5 minuti da sola perché io ero in attesa delle forze dell'ordine, però non è che l'ho steso, buttato a terra, eccetera, eccetera. L'ho solo disarmato, abbassato l'arma, bloccato il polso e sono uscito. Questo è quello che ho fatto, insomma. Ripensandoci a posteriori, era una persona davvero pericolosa o era uno che in realtà era uno sbruffone? No, persona molto pericolosa, non so se era di suo normale così, nel senso aveva anche un tic, me l'ha detto, cioè diretto, appena entrato dentro mi ha detto o mi dai da mangiare, scusate, o ti rapino. Cioè, non valeva la pena dargli da mangiare? No, ma sinceramente io pensavo stesse scherzando, perché non l'ho neanche fatto, gli ho dato una brioche, gli ho fatto il cappuccino, dopodiché una volta che ho messo giù il cappuccino non l'ha finito, è venuto verso di qua, è andato un po' avanti, ha guardato, ha visto che il bar finiva qua, che dopo ci sono le scale che vai giù, e qua ha tirato fuori che momento, cioè un'arma, sicuramente aveva sto crocifisso abbastanza grande, però adesso al momento posso dirti che c'era una lama attaccata, no, io al momento ho solo tentato di difendermi, nel senso di difendere me e anche l'incasso. Nel senso che l'ho disarmato, gli ho tirato giù i polsi, l'ho spinto un po' leggermente indietro e dopo sono uscito e ho chiamato il 113. A posteriore a un tuo collega che subisse la stessa cosa, gli diresti fare altrettanto o era meglio piuttosto che rischiare dargli i soldi? Oddio, io ho rischiato sicuramente perché però la situazione, avere un'attività adesso è molto dura, è difficile, però se trovi anche uno che viene qua per portarti via i soldi, l'incasso di una settimana, perché io qui sono da solo, non ho alcun dipendente, quindi vado a fare il versamento solo il lunedì pomeriggio. Poi lo fai ogni giorno, così eviti di avere tanti soldi in cassa e glieli dai. Esatto. Facciamo così. Quindi io ho dovuto salvare l'incasso perché quei soldi là mi servivano per pagare le mie cose. Però cioè, il primo mio istinto è stato questo di salvare sia la mia persona e sia anche i soldi. Giusto per fare chiarezza, era un italiano, era uno straniero, parlava in maniera corretta? Italianissimo, veneto puro. Ha parlato poco, anche perché parlava in una maniera cioè come una persona che non fosse stata a posto. Cioè aveva qualcosa, non so cosa, ma non era una persona limpida, a posto, una rapina. Cioè, Arrivate le forze dell'ordine, poi come è andata a finire? Arrivate le forze dell'ordine, lui dopo si è dileguato verso la stazione e si pensava che avesse preso un treno direzione verso Venezia e invece non è stato così, è rimasto qua ancora per un po'. So che è stata qua la polizia, i carabinieri. L'hanno preso? Mi pare proprio di sì, che l'hanno preso a Longarone, lo hanno preso. Mi sembra quello che mi hanno detto i carabinieri, però non l'hanno trovato nella giornata di ieri, nel senso ho saputo stamattina che l'hanno preso a Longarone, tutto qua. Grazie, è gentilissimo, però un consiglio davvero per lui, gli ho detto prima, e per chiunque ci guardasse e che dovesse trovarsi in questa situazione, quello che avete in cassa non vale la vostra vita, quindi è meglio per voi, per la vostra famiglia, per gli amici e per tutti, dategli quello che avete in cassa e non fate gli eroi, perché è istintivo, è comprensibile, però rischiare la vita non vale mai la pena. Grazie davvero a Fabio Fioravanti e grazie anche alla titolare di questo locale per averci raccontato quanto accaduto. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta a Chirignago per un incendio in un appartamento al quartiere Circus, famiglia e bambini messi in salvo nella notte.
Una notte difficile, quella vissuta nel quartiere Circus di Chirignago. Siamo in via Fratelli Cavani, dove verso l'una e mezza di notte è scoppiato un incendio. Sono intervenuti i pompieri. Dalle testimonianze che abbiamo raccolto sembrerebbe che un ventenne di origine straniera avrebbe appiccato il fuoco all'interno del condominio, un condominio popolare. Tutto sarebbe nato, secondo le prime ricostruzioni, da una faida familiare. Infatti anche nei giorni scorsi sarebbe stato proprio appiccato un fuoco, fatto bruciare un motorino della famiglia avversaria. L'intero condominio è stato fatto evacuare, all'interno anche dei bambini molto piccoli che hanno passato tutta la notte al giallo mentre i pompieri erano a lavoro per spegnere le fiamme. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di un fratello, appunto, di un uomo coinvolto in questa faida familiare. Vediamo cosa ci ha detto. Io stavo a casa, al primo piano, dove abitavamo, e sento dei rumori, pensavo all'inizio dei spari. Ho chiamato subito i carabinieri, ho detto guarda, correte qui perché qui scopre il morto. Perché dall'interno delle case, quando si rompono i vetri, si sente come spari, non si sente proprio quando si è fuori. Correte, piangevo, tremavo, i bambini spaventati. E a quest'ora mi dice stai in linea, non uscire fuori. Il ragazzo, diciamo che ha ritirato mio fratello, è venuto. Il fratello è coinvolto? Sì, mio fratello era coinvolto con lui, però il ragazzo che ha dato fuoco è venuto minacciandomi. Voleva venire sopra da me e infatti mi ha rotto il vetro della macchina, sul noto posteriore, ha rotto il vetro del portone e mi ha minacciato più e più volte, diciamo, di venire su, oppure mi intimidiva, vieni giù che ti taglio anche te. Quindi è una cosa. Allora la questura, essendo chiamata tuttora, da quando ho chiamato finché sono arrivati e l'hanno arrestato proprio qui sotto, mi diceva di rimanere in telefonata senza staccare e senza scendere giù. Una volta che sono arrivati E è stato lui quindi a piccare il fuoco? Sì, è stato lui. Come ha fatto? Con benzina e con straccio di benzina, roba, è stato un caos ieri sera. Io dovevo andare al lavoro oggi, non sono andato perché non ho dormito tutta la notte, un piccolo rumore e sono rimasto sbiadito, veramente con terrore, perfino mio figlio piccolino, 3 anni, diceva papà poliziotti, pam, ti pare, 3 anni. Per fortuna guarda, non vedevo l'ora che veniva giorno, giuro. Restiamo nel veneziano con lo stato di agitazione, con blocco degli straordinari e quanto deciso dai dipendenti del supermercato PAM del Corso del Popolo. Come detto, siamo a Mestre. L'azienda ha deciso di chiudere entro fine mese. Per la regia e servizio chiusura PAM, eccolo. L'azienda ci ha inviato un comunicato formale venerdì in cui ci comunica la chiusura il 28 di febbraio. Dopo 60 anni di attività, il supermercato PAM di Corso del Popolo a Mestre chiude. Lo farà entro fine mese. Decisione irremovibile dell'azienda e dichiarata dai vertici per ragioni di concorrenza. Prettamente economiche in base a mancati fatturati o mancati, introiti secondo il loro punto di vista, ovviamente. Un buco nell'acqua l'incontro del pomeriggio dei dipendenti con l'azienda e sindacati. E l'azienda si degna di incontrarci il 23 di febbraio, 5 giorni prima della chiusura. Ci sembra un comportamento molto poco rispettoso nei confronti dei propri collaboratori, anche perché loro in questi anni hanno sempre dato il massimo per fare, per dare servizio alla clientela. Qui in quest'area della
città dove il degrado la fa da padrone e lo si vede tristemente tutto attorno all'area del supermercato, tra avanzi di cibo, spazzatura varia, mozziconi gettati ovunque, marciapiedi dissestati con il buco coperto a sua volta da scarpe da ginnastica abbandonate, lattine di birra con bottiglie vuote ovunque, insomma un vero immondezzaio. Cosa certa è che sicuramente qui siamo in un'area molto degradata, il numero dei furti è altissimo, abbiamo fatto presente questa cosa all'azienda in più riprese, infatti c'è una guardia sempre qui fissa. Evidentemente tutto questo non è servito a evitare la chiusura, però non sappiamo al momento se anche questo, se anche questo motivo possa essere un motivo per cui l'azienda ha preso una decisione. E qui che 19 lavoratori del supermercato PAM coinvolti, 9 part-time, 4 full-time e altri con contratto part-time a termine, ora vivono con la preoccupazione soprattutto per l'assenza di garanzie sulla ricollocazione negli altri punti presenti a Venezia, e mentre i sindacati chiedono nuovi ed urgenti incontri, cresce il timore di un ulteriore impoverimento di un'area già segnata da degrado e accattonaggio. La politica, domani in Consiglio dei Ministri l'approvazione della prima intesa sull'autonomia con 4 materie, ad annunciarlo il Presidente del Veneto Alberto Stefani, che sarà a Palazzo Chigi. Per l'assessore Massimo Bitonci si inserisce un cuneo, va portata avanti anche la partita, dice, del federalismo fiscale. Il Veneto vince, scrive a metà pomeriggio Alberto Stefani sui social, dopo aver ricevuto conferma dal ministro Roberto Calderoli che mercoledì a Palazzo Chigi ci sarà l'approvazione della prima intesa sull'autonomia, e a Roma in Consiglio dei Ministri sarà presente lo stesso Presidente della Regione accanto ai colleghi di Liguria, Piemonte e Lombardia, ovvero quelle regioni che già hanno siglato le preintese, un passaggio storico, per usare le parole di Stefani, che permetterà di ottenere competenze su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e soprattutto tutela della salute. Pubblicherò nei prossimi giorni il testo ufficiale dell'intesa, così i veneti potranno constatare punto per punto i risultati raggiunti, scrive sempre Stefani nel post, dove di fatto attacca l'opposizione ricordando le 350 ore di ostruzionismo alla Camera fatte quando lui di quel provvedimento era relatore in aula. In attesa di repliche, dopo la calendarizzazione, le prime dichiarazioni sono tutte leghiste. Si inizia a inserire un cuneo, no? Perché parliamo di 4 materie, la formazione, che non sono quelle fondamentali, sono però importante iniziare con 4 materie, dopo sarà molto più semplice poi introdurre altre competenze magari che hanno maggior valore aggiunto. Questione di competenze, ma anche ovviamente di risorse. Il passaggio vero del federalismo, al di là delle materie, è se tu puoi avere almeno una percentuale anche piccola di compartecipazione sulle imposte statali. C'è già una compartecipazione dell'IVA che hanno le regioni, quella importante ovviamente è quella sull'IRES e sull'IRPEF soprattutto, quindi anche una piccola compartecipazione darebbe il senso di alcune risorse che rimangono nel territorio. Tra poco più di un mese decine di comuni tra Padova e Rovigo, oltre che per il referendum sulla giustizia, andranno al voto anche per le elezioni suppletive della Camera. Ci sono da sostituire Alberto Stefani e proprio Massimo Bitonci, che abbiamo appena visto nel servizio. Si va delineando il quadro dei candidati alle prossime elezioni suppletive del 22 e 23 marzo. Ci sono 2 posti alla Camera dei Deputati da riempire tra Padova e Rovigo, dopo le dimissioni di Alberto Stefani e Massimo Bitonci, diventati rispettivamente presidente e assessore della Regione Veneto. Non è stata una scelta semplice quella di candidati, a causa delle tensioni interne, soprattutto nel centrodestra. Nella Lega è stato difficile trovare l'accordo sui nomi, ora ufficiali ad un mese dalla votazione che coinciderà con il referendum sulla giustizia. Il centrodestra compatto sosterrà le candidature di Giulio Centenaro nel collegio padovano, che riguarda 41 comuni, e di Alberto Di Rubba a Rovigo. Il centrosinistra invece punta su Antonino Stivanello, ex sindaco di Vigonza, e Giacomo Bovolenta, presidente provinciale di Italia Viva a Rovigo, mentre il Popolo della Famiglia presenta un proprio candidato, ovvero Mario Adinolfi a Padova. Sempre a Padova
Padova anche Andrea Pacagnella per il Movimento Ora e a Rovigo Giuseppe Padoan per Italia Resiste Libera. I nomi del centrodestra sono stati decisi da un direttivo della Lega in 2 seggi che alle politiche del 2022 avevano visto la vittoria netta di Stefani e Bitonci. Apriamo subito una finestra sul gran finale del Carnevale di Treviso. Subito Lucio Zanato con il momento che dà il via alla sfilata dei carri. A te Lucio. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, eccolo qua, vedete in diretta il passaggio delle chiavi della città dal sindaco al Re Carnevale, che è questa la consuetudine che apre di fatto la sfilata del martedì grasso, la sfilata che noi daremo in diretta dalle 14 proprio fino al termine della giornata. Un momento di passaggio col gruppo folcloristico trevigiano, un Re Carnevale e naturalmente Regina e il resto delle comparse che noi vedremo in apertura, perché sarà proprio subito dopo le Majorette de Bluebell di Tre Baseleghe ad aprire la sfilata di questo martedì grasso. Sono 21, pensate 21 tra carri e gruppi che sfileranno 1,5 chilometri il percorso, si parte da Piazza Duomo. Allora intanto comincio con il sindaco, perché chi ha ceduto le città. Allora per un giorno, anzi per mezza giornata, i problemi sono suoi. Sì, no, invito tutti i cittadini che si lamentano delle buche, dell'erba da tagliare, del traffico a rivolgersi ovviamente al Re Carnevale. Oggi i problemi sono suoi. Però, mezza giornata di ferie. Al di là delle battute cedo simbolicamente le chiavi della città, perché oggi la città viene data in mano alle famiglie, ai bambini, alle maschere, all'allegria, ai colori, al gruppo folcloristico trevigiano, che ringrazio per contribuire a rendere davvero magica questa giornata. Fatemi ringraziare Carnevali di Marca, che sono coloro che stanno lavorando con un esercito di volontari per rendere la giornata di oggi davvero piacevole. Attendiamo una vera e propria invasione, l'unica invasione bella di cui ci piace parlare, che è quella delle maschere, dei colori e dell'allegria, e quindi invito i cittadini, mentre tutti gli altri giorni dell'anno li invito a togliersi la maschera, oggi invece la maschera bisogna metterla, ma la maschera di Carnevale, quindi per sorridere, per stare insieme, per divertirsi. Questo è il bello del Carnevale trevigiano. Ecco, sono previste circa 80-90 mila persone, la giornata di sole poi richiamerà. Abbiamo 2 o 3 notizie riguardanti ad esempio la viabilità. Dalle 13 entrate chiuse nella città, si entra solo a piedi, giustamente, perché adesso poi si sgombera il mercato cittadino. Già Viale Cesare Battisti è chiuso, perché da lì poi naturalmente c'è l'accesso dal Duomo, da dove partiranno i carri. Insomma, la macchina è già completamente in movimento, una macchina logistica e poi anche in sicurezza. Assolutamente sì, difatti voglio ringraziare tutte le forze dell'ordine, il prefetto che ha coordinato un grande evento come questo, il generale Iannicelli che ci ha procurato il sole oggi, perché ricordo che le condizioni meteorologiche le programmiamo in base alle necessità della città, grazie appunto al generale Iannicelli, però sarà una giornata importante. Abbiamo voluto pensare a tutti, a coloro che verranno lungo le strade, nelle piazze a vedere i carri mascherati, e anche a coloro che non potranno muoversi. Fatemi ringraziare Antena 3 e il gruppo Media Nord-Est, perché porteremo il Carnevale a casa di tutti, con l'invito però che chi non può venire deve collegarsi, chi può venire scenda in strada, perché è anche bello stare insieme, magari lanciarsi qualche coriandolo, però passeremo un paio d'ore spensierate all'insegna dell'allegria, ovviamente in totale sicurezza. Lungo il percorso c'è il servizio sanitario, ci sono le forze dell'ordine, c'è la protezione civile, insomma c'è un esercito di persone tra professionisti e volontari che si occuperanno anche della sicurezza dei bambini, delle famiglie e di tutti coloro che vorranno oggi divertirsi. Allora facciamo velocemente una battuta al Re Carnevale, perché sennò partiamo in ritardo con la diretta. Debutto del Re Carnevale quest'anno. Debutto del Re Carnevale quest'anno. Il Re Carnevale nella vita normale come si chiama? Andrea. Anni? Il Barba. Anni? 28. Insomma, essere Re Carnevale a 28 anni, ragazzi, tanta roba. Allora, tanto chi comanda è la regina, ma noi a questo punto dobbiamo dare la linea, perché altrimenti non riusciamo a partire in orario alle 14, quindi vi aspettiamo, ci sarà anche il sindaco, poi andremo insieme un po' a spasso, ci prenderemo un po' di coriandoli come ogni anno, dalle 14 su Antena 3 in diretta il Carnevale qui a Treviso. A te Francesca. Grazie davvero a Lucio Zanato, grazie naturalmente al Re del Carnevale e al sindaco Mario Conte.
Claudia, grazie anche a Nicoletta Rizzetto per il supporto tecnico e poi insomma in chiusura vi ricorderemo l'appuntamento alle 14 con la diretta dal Carnevale. Adesso torniamo alla politica con 3 comuni del Vicentino che stanno approntando la fusione. Si tratta di Bolzano Vicentino, Quinto e Bressanvido. Abbiamo incontrato i 3 sindaci per fare il punto. Momento storico per 3 comuni del Vicentino che puntano a essere la 7ª realtà prossimamente per un mega comune di oltre 15.000 abitanti. Parliamo di Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e Bressanvido. Siamo nella sala consigliare di Bolzano Vicentino con i 3 sindaci che hanno un annuncio importante per una fusione che richiederà tempo e soprattutto una svolta storica. Parliamo con Lorenzo Cracco, il sindaco di Bolzano Vicentino. Ecco, qual è lo spirito di questa iniziativa? Sì, lo spirito fin da subito è stato uno spirito di comune accordo con i tuoi colleghi e comunque mi preme sottolineare una cosa, che noi non facciamo o non mettiamo in piedi questa fusione per un'esigenza diciamo impellente di sopravvivenza, ma facciamo una fusione per far sì che il nuovo ente fuso abbia una visione lungimirante e una visione ben strutturata per il futuro. Ecco, è una sfida, insomma l'obiettivo, ci sono tanti elementi che possono mettere i paletti fra le ruote, uno fra questi storicamente è il campanilismo, ecco, su questo teme Stefano Ferrarini, sindaco di Quinto Vicentino. Assolutamente no, perché sono convinto che i cittadini capiranno che non si perde l'identità anzi la si guadagna, perché diventiamo un comune forte, un comune di 15.400 abitanti nel quale ognuno avrà il diritto di fare le stesse cose che faceva prima, per cui dico cittadini, mi raccomando, fidatevi di quello che noi stiamo facendo. Ecco, altro aspetto importante è che è un incentivo in questo momento nella fusione di comuni voluto dalla Reggio Veneto e comunque dallo Stato. Si pensa anche a un tesoretto, abbiamo sentito di circa quasi 24-23 milioni di euro in 15 anni. Ecco, però sembra che non sia questa la molla principale. Luca Franzè, sindaco di Bressanvido, qual è lo spirito, soprattutto cosa vi muove questo momento verso questa direzione? Sì, lo diceva il collega Cracco poco fa. Il percorso che ci ha avviato e ci ha portato a questo punto non è di certo un percorso che vuole essere una strategia di sopravvivenza. Le nostre 3 amministrazioni hanno un bilancio assolutamente in salute, in equilibrio, ma noi guardiamo al futuro per pensare non alle prossime elezioni, come si dice, ma alle prossime generazioni. Vogliamo garantire qualità e servizi per il nostro territorio. È vero, ci saranno dei fondi, decideremo come metterli a terra a massimo vantaggio dei cittadini, ma questo chiaramente non è il motivo principale. Prima di fermarci per la pubblicità vi mostriamo nuovamente il sondaggio di oggi sulla sicurezza. Ronde e passeggiate per la sicurezza servono? Se la risposta è sì, lo 0422 1626691, 0422 1626690. Se la vostra risposta è no, vi ricordo se ne parlerà questa sera nel corso di Ring e dunque in quello spazio anche l'esito del sondaggio. Noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta. In questa ultima parte vi raccontiamo la storia di Elisa, è una ragazza di oggi 15 anni, lo scorso agosto rimane vittima di un grave incidente stradale, entra in coma, sono giorni, settimane lunghissime per la sua famiglia e quando si risveglia per lei e per i suoi genitori inizia una nuova vita, una battaglia per ritornare alla Lisa di prima di quell'incidente. Lei ora è in ospedale a Vicenza con una grandissima forza di volontà, insieme alla mamma Claudia e a papà Marco, sta cercando di riappropriarsi della sua vita, ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Saluto Marco Righi, grazie per essere con noi, papà di Lisa, benvenuto. Buongiorno a tutti quanti. Intanto Marco le chiedo come sta oggi Lisa, quali sono le sue condizioni? Allora, Lisa oggi è diciamo, in una fase di ripresa, lenta ma è una fase di ripresa. Ha problemi di movimenti con l'arto destro,
e deve fare un lento recupero cognitivo. Ecco, è proprio questo problema alla parte destra, al braccio e alla mano destra che richiede, io ho detto, l'aiuto di tutti, perché lei e sua moglie avete avviato questa raccolta fondi perché serve per il recupero un macchinario particolare, un esoscheletro. Di che cosa si tratta, Marco? Sì, abbiamo aperto questa raccolta fondi per acquistare questo macchinario che serve a riabilitare gli arti superiori. È un esoscheletro robotico che aiuta appunto nella riabilitazione e che dopo naturalmente aiuterà anche tanti altri pazienti che sono lì nel reparto di quell'ospedale. Ecco, perché voi in questi lunghi mesi avete scoperto, avete visto che il caso di Lisa non è un caso isolato, ci sono altri ragazzi che potrebbero aver bisogno di questo macchinario. Ci sono sì tante altre persone che hanno bisogno di questo macchinario e di sicuro questo gioverà anche a loro, perché entrando in quei reparti là si vedono proprio tante persone che hanno lo stesso problema di Lisa. Ecco, al momento avete raccolto oltre 80.700 euro. Vi aspettavate così tanta solidarietà in così poco tempo? Guardi, è stata una cosa inaspettata. Noi non ci aspettavamo niente quando abbiamo aperto questa raccolta fondi, ma abbiamo avuto una grandissima solidarietà da parte di tutti, con una grossissima partecipazione. Se si pensa che in poco tempo hanno donato più di 1000 persone e stanno continuando a donare tuttora. Lisa, la vediamo in queste immagini al pianoforte. Questo tra l'altro è un disegno che ha fatto proprio Lisa a mostrare quanto fosse brava a disegnare, tirava di scherma, insomma tutte grandi passioni che voi sperate che possa tornare a praticare. Certo, la speranza c'è sempre, l'abbiamo avuta fin dai primi giorni. Sarà un percorso lungo, sarà doloroso, ma noi siamo sempre speranzosi che questo un giorno possa avvenire, anche se ci saranno delle difficoltà enormi da superare. Com'è cambiata la vostra vita da quel giorno di agosto, Marco? È cambiata totalmente, una cosa che è avvenuto tutto in una frazione di secondo e ha stravolto la nostra vita e quella di nostra figlia, e soprattutto quella di nostra figlia. Non si può neanche descrivere, la vita comunque è cambiata totalmente. Perché voi avete dovuto riprogrammare, riorganizzare anche la vostra vita lavorativa, le vostre giornate per poter stare il più possibile accanto a Lisa. Completamente. La mamma, ad esempio, è sempre lì in ospedale. Da quando è successo questo incidente fino ad oggi è sempre con lei in ospedale giorno e notte. E quindi ha stravolto la vita di tutti. Lisa però è una guerriera. Sì, senza dubbio. È una guerriera, ha cominciato a risvegliarsi, a lottare, sta lottando per recuperare tutte le sue funzioni. Si spera nel modo più completo possibile. Come era sempre stata una guerriera in tutta la sua vita, nello sport, nella musica, nella scuola. Perché quando Lisa è stata ricoverata ed è entrata in coma, le previsioni dei medici erano tutt'altro che rosee. Erano pessimistiche completamente. Quando è entrata in coma è stata circa 40 giorni in terapia intensiva e uscita dalla terapia intensiva ci avevano dato una notizia terribile che era stato vegetativo permanente, una cosa che penso che un genitore non possa mai sentirsi dire, è una cosa terribile. E invece quando siamo andati all'ospedale di Vicenza c'è stato questo risveglio, grazie anche ai medici dell'ospedale, a tutti gli infermieri, a tutti quelli che sono stati dietro a Lisa in quel momento, e alla loro professionalità Lisa ha cominciato a risvegliarsi.
Diciamo che in questo incubo che state vivendo avete però trovato il supporto del personale medico, infermieristico e poi questa grande solidarietà che adesso voi in qualche modo volete ricambiare lasciando, una volta che non servirà più a Lisa, questo macchinario agli altri, a disposizione degli altri. Certamente è una cosa che abbiamo sempre pensato fin dall'inizio, cioè abbiamo detto compriamo questo macchinario se riusciamo da qui, come adesso grazie a tutte queste donazioni abbiamo già ordinato, e praticamente avevamo già deciso poi di lasciarlo all'ospedale, perché solo entrando in quei reparti ci si rende conto di quante persone poi abbiano bisogno di questi macchinari riabilitativi per recuperare delle funzioni che altrimenti si rischia di non recuperare completamente. Che cosa vi augurate lei, sua moglie, per il futuro? Lei lo ha premesso, non sarà facile, però insomma ci sono buone prospettive. Allora, in questa situazione di facile non c'è nulla, ma noi ci auguriamo che nostra figlia possa recuperare il più possibile e tornare a fare una vita normale. Come noi ci auguriamo sempre che possa tornare quella di prima e a fare tutto quello che faceva prima. Questa è la nostra speranza, che abbiamo avuto anche quando ci hanno detto che non c'era niente da fare per lei. E naturalmente l'augurio che ci facciamo noi tutti, e tutti possono appunto dare un qualcosa, anche una piccola donazione nella grande, è una goccia nel mare per raggiungere l'obiettivo ed acquistare questo macchinario, aiutarvi perché voi l'avete già ordinato, diceva, e quindi sostenervi, affiancarvi in questo obiettivo per un macchinario che poi resterà a disposizione di tutti gli altri che ne avranno bisogno. Marco, io la ringrazio davvero tantissimo, un abbraccio a sua moglie, un abbraccio fortissimo a Lisa, e noi davvero ci auguriamo di potervi ospitare qui per dare delle buone notizie sulla ripresa di Lisa. Un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie a tutti e vi auguro una buona giornata. Grazie davvero Marco Righi, papà di Lisa, questa giovane leonessa che sta combattendo dopo un grave incidente stradale per tornare a riprendersi la vita come deve essere a 15 anni. Cambiamo argomento, c'è preoccupazione tra i comuni che insistono lungo il tratto maledetto dell'A4 dove i lavori di ampliamento sono in corso. La ditta che si occupa dei cavalcavia ha chiesto il concordato, i cantieri sono rallentati, è stata istituita una task force, rassicura il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato. Sono preoccupato, però sono anche rassicurato da parte di Autostrade Alto Adriatico, quindi ho grande fiducia nel loro operato e appunto con questa voglio rassicurare i miei concittadini che la cosa è controllata e stanno vagliando tutte le possibilità per trovare delle soluzioni. È cauto Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto. Il comune trevigiano attraversato dal tratto maledetto della A4, il momento del resto è delicatissimo, visto che sui cantieri in corso, in particolare quelli dei nuovi cavalcavia, si è allungata l'ombra del concordato per la ditta appaltatrice che l'11 dicembre scorso si è vista respingere la proroga delle misure di protezione dai creditori. Della partita se ne occupa il Tribunale di Trieste, mentre i contraccolpi in termini di operatività già si vedono da qualche tempo. Il rallentamento è evidente. Abbiamo dei 10 attraversamenti autostradali nel tratto San Donà Portogruaro, 5 ci sono in comune di Cessalto e 2 attualmente i lavori sono leggermente a rilento purtroppo. Una storia infinita quella del tratto maledetto, con Autostrade Alto Adriatico che ha comunicato ai sindaci dei comuni interessati di aver istituito una task force accanto al responsabile unico del progetto e alla direzione dei lavori. Entro il mese di febbraio è previsto un tavolo allargato agli enti locali. Avremo prossimamente un incontro con il commissario e Autostrade da cui ci daranno delle rassicurazioni sull'operato. Capiamo che l'intervento è importante, stiamo parlando di interventi difficoltosi, sappiamo anche il momento economico che stanno attraversando queste aziende, quindi cercheremo in ogni modo di dare una mano a Autostrade Alto Adriatico, che ringrazio per il loro operato, e il commissario all'autostrada.
Parliamo della crisi della Idro, questa mattina presidio a Feltre. Feltre, caso Idro, siamo con Stefano Bona, segretario della FIOM CGIL di Belluno. Facciamo il punto su quello che sta accadendo in questa azienda che da fuori forse non si capisce, ma ha le dimensioni di una città nella città. Certo, lo stabilimento ex metallurgica feltrina è il cuore della produzione industriale della provincia di Belluno e di Feltre in particolare, ha una dimensione molto grande. Qui la situazione è che, come vedete, i lavoratori sono ancora in presidio ai cancelli per evitare che l'azienda provveda allo spostamento di ulteriori matrici che sono il cuore della produzione di questo stabilimento. La decisione deriva dal fatto che l'azienda non ha fornito un piano dettagliato per il ripristino dell'attività produttiva dopo i due incendi che sono avvenuti nelle settimane scorse, quindi non abbiamo avuto un riscontro positivo rispetto a quello che per noi è una priorità, cioè quella di rimettere in funzione gli impianti, e dall'altro, visto che la prospettiva è quella di un periodo molto lungo per il ripristino di quelle che sono le attività produttive, è che i lavoratori sono posti in cassa integrazione a 0 ore per un tempo che può andare dalle 8 alle 10 settimane, ma forse ancora di più. Abbiamo chiesto all'azienda di integrare la cassa integrazione, che vale il 60-70% della retribuzione, abbiamo ricevuto un diniego, e quindi, a fronte della non chiarezza rispetto a quelle che saranno le riprese produttive e la indisponibilità di supportare i lavoratori che stanno pagando il prezzo alto rispetto a incidenti che non hanno causato loro, abbiamo deciso insieme a loro di riprendere il presidio e di impedire l'uscita delle matrici dallo stabilimento di Feltre. Cioè, volete impedirlo fisicamente che escano? Certo, da quello che ci risulta stanno predisponendo un camion per spedire ulteriori matrici dopo averne spedito uno la settimana scorsa. Se il camion si presenterà in cancelli, noi fisicamente impediremo l'uscita del camion. Quanti sono i posti in ballo qui alla Idro? Ci sono 110 dipendenti diretti di Idro, più una ventina di dipendenti di una ditta terzista che fa le terze lavorazioni, abbiamo poi 8-10 dipendenti della logistica, abbiamo 4-5 dipendenti della mensa, abbiamo 4-5 dipendenti delle pulizie, quindi in totale 150 posti di lavoro a rischio. Parliamo di sicurezza stradale. La provincia di Padova punta sulla prevenzione con il primo simulatore di guida per monopattini nelle scuole. Un mezzo agile ma sempre più presente nelle cronache degli incidenti stradali. A Padova cresce l'attenzione sulla sicurezza dei monopattini elettrici, soprattutto tra i più giovani. Per prevenire nuovi episodi, la provincia di Padova, attraverso il Fondo contro l'incidentalità notturna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvia un programma di educazione stradale nelle scuole. Al centro del progetto un simulatore professionale che ricrea situazioni di traffico reale grazie alla collaborazione della polizia locale. La provincia di Padova ha partecipato al progetto al bando Mobilità Sicura, il settore viabilità e il settore mobilità della provincia di Padova, ottenendo un contributo nel 2025 di 100.000 euro. E attraverso questo contributo il settore viabilità ha fatto un'importante attività ad Expo 2025 per la sicurezza stradale con gli studenti, e un margine di questo progetto, una cifra di circa 12.000 euro, è servita per l'acquisto di questo simulatore che viaggerà in giro per le scuole di Padova e farà delle lezioni agli studenti per come condurre in sicurezza, con tutte le norme, le regole della strada, appunto come condurre il monopattino. L'obiettivo non è punitivo ma formativo, far comprendere ai ragazzi che il monopattino non è un gioco ma è un veicolo che richiede attenzione e responsabilità. Grazie a software avanzati gli studenti potranno testare i tempi di reazione alterati e le conseguenze di manovre azzardate. Si punta sulla prevenzione, proprio questo progetto va nell'ottica di andare a fare prevenzione nei confronti dei ragazzi. Avere una situazione di un simulatore virtuale che ti proietta su quelli che sono l'uso dell'alcol e stupefacenti va proprio nell'ottica di far prevenzione, cioè non si beve e non si usa stupefacenti in situazioni di guida, ma anche nella situazione di realtà, proprio nell'ottica di dire che nel momento che ci mettiamo alla guida dobbiamo essere in primis per la nostra salvaguardia come persone e poi per non danneggiare e creare problemi agli altri che si mettono contemporaneamente alla strada con noi. All'aeroporto di Treviso invece arriva un robot per assistere le persone con disabilità.
Sì, mi trovo all'interno dell'area partenza dell'aeroporto Canova di Treviso per un prototipo che qui inizia il suo percorso, un prototipo davvero particolare perché aiuta le persone con disabilità. Sono innanzitutto con il direttore dello scalo Canova, Federico Scanferlini. Direttore, un prototipo importante perché voi aiutate le persone con disabilità a prendere l'aereo. Sì, li aiutiamo, diamo un servizio che è già insito in tutti gli aeroporti, un servizio PRM, passeggeri a ridotta mobilità, è previsto dalla normativa e abbiamo degli obblighi assolutamente di servizio in questo senso. Sicuramente questo tipo di assistenza è un plus, nel senso che darà assolutamente un servizio in più a un certo tipo di categoria appunto dei passeggeri a ridotta mobilità. Per noi significherebbe con i numeri dell'altro anno assistere o migliorare il servizio, la percezione del servizio per un 25% dell'utenza e sicuramente dare la possibilità di autonomia di movimento a un passeggero che normalmente necessita l'assistenza di qualcun altro per poter avere un'esperienza piena dal punto di accoglimento al punto di rilascio al gate. Crediamo possa essere una cosa importante. Ecco, parliamo di quanti passeggeri nel totale rispetto al 25%? Parliamo su un totale di 15.000 abbondanti nel 2025, considerato il contesto complessivo di più di 3 milioni di passeggeri. Ripeto, un 25% di questi numeri potrebbero essere assistiti da questo tipo di macchina, che poi è una macchina intelligente. Mi sposto da quest'altra parte con il responsabile di ricerca e sviluppo. Mettiamoci di qua, così. Allora, responsabile di ricerca e sviluppo Antonio Benedini, ci può raccontare un po' questo mezzo? Sì, diciamo questo veicolo è dotato di... Mettiamoci un po' più avanti così, venga, un po' più avanti, così. Dica. Questo veicolo è dotato di telecamere e di LiDAR che automappano quello che è l'ambiente e grazie a un software sviluppato dalla nostra azienda riconosce appunto quelli che sono i percorsi e le dinamiche migliori all'interno dell'aeroporto. Non si muove il veicolo in un binario, tanto per capirsi, ma sceglie quelli che sono i percorsi evitando persone, ostacoli e quant'altro. Quindi ad esempio io devo prendere l'aereo però mi sono rotto la gamba, sì. Come mi devo muovere? Come succede già oggi, quando una persona ha questo tipo di necessità deve informare l'aeroporto di questa esigenza. Attualmente viene accolto dal servizio aeroportuale e trasportato con una carrozzina normalmente. In questo caso invece sarà il veicolo che lo fa in maniera completamente autonoma, portando la persona dall'ingresso dell'aeroporto, zona di accoglienza, fino al check-in, passando da ristorante, bar, servizio, quello che serve. Il veicolo è collegato poi costantemente con il software dell'aeroporto e quindi è continuamente aggiornato su quelle che sono partenze, voli per rimanere in orario durante questo trasferimento. Ma se io devo andare in bagno nel frattempo e mi viene all'ultimo momento, cosa faccio? Mi metto a parlare con la macchina? Sì, esatto, c'è un dialogo con la macchina, si può dialogare, ma si può anche semplicemente cliccare sul monitor il tipo di percorso che si vuole scegliere o destinazione, il veicolo sceglie dove portarti in base alle necessità. Treviso è il capofila di questa esperienza, questa macchina qui viene testata qui a Canova. Sì, Treviso è la conclusione, adesso è il partner di questo progetto. Noi siamo chi ha sviluppato la parte macchina, poi c'è un'altra società che ha sviluppato il dialogo tra macchina e software dell'aeroporto e da adesso si conclude la sperimentazione e incomincerà poi una fase di industrializzazione del prodotto. Direttore, significa poter risparmiare uomini da impiegare da altre parti, mettere questa macchina a guida autonoma? Io parlerei di diverso impiego, non di risparmio, ovvero dare l'opportunità al nostro team di concentrarsi in altre attività, in altre assistenze in maniera più mirata. Senta, l'ultima battuta però la facciamo sull'aeroporto, perché noi abbiamo diversi telespettatori che ogni tanto ci chiamano, ci dicono come mai tanti aerei volano sopra Treviso?
Allora, tanti aerei sono la normalità, operano in una fascia tra le 12 e le 16. Come previsto non è una scelta dell'aeroporto di Treviso, ma è un'imposizione, un qualche cosa di deciso da parte dell'ENAC e di tutti gli enti preposti a questo tipo di scelta. Noi non facciamo altro che applicare quello che è la normativa, quindi diciamo che è una fascia ridotta di tempo in cui ci possono essere voli che si involano verso Treviso. La normalità è che la rotta non dovrebbe interessare l'aeroporto di Treviso, può essere che il pilota, per motivi di valutazione propria, di peso, di altra natura, in sicurezza, per la sicurezza al volo, scelga di passare apparentemente sopra Treviso, in realtà è ben distante. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo, le disposizioni di ENAC. Poi ci sono anche problemi, chiamiamoli meteorologici? Ci possono essere motivi, sì, operativi della macchina o motivi meteorologici che portano il comandante a scegliere di involarsi da una parte piuttosto che dall'altra della pista. Ma questa è la normalità in qualsiasi aeroporto. Grazie direttore, grazie al progettista, a voi la linea. Martine Diop Bullo, 18 anni di Mestre, è stata eletta ieri sera al termine della cena di gala ospitata nelle sale apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, Maria del Carnevale di Venezia 2026. Studia Digital Management a Ca' Foscari, ama viaggiare, ha praticato danza per molti anni e le giornate passate durante il Carnevale le hanno regalato gioia e felicità. Mi sono iscritta, ha raccontato, al concorso da sola per provare delle emozioni legate alla mia città. Mia mamma e mia nonna mi hanno da subito appoggiata e saranno loro che chiamerò subito per condividere questa gioia. E a proposito di Carnevale di Venezia, al ballo del Doge è andato in scena L'amore. Cupido, con arco e freccia tesi, verso i cuori di chi sogna e desidera amore, simbolo poetico di una notte sospesa tra magia, incanto e splendore. Notte, capace di ammaliare e sedurre davvero tutti, come l'attrice Emma Thompson e lo scultore britannico Anish Kapoor. Una festa che diviene un racconto romantico e senza tempo per celebrare la forza dei sentimenti nella cornice unica di Venezia. Tra scenografie oniriche, abiti fiabeschi e luci soffuse, il carnevale diviene pura emozione. Il bacio come simbolo dell'amore vissuto da ognuno di noi in modo diverso, ma comunque amore con la sua potenza straordinaria. Un inno all'amore, alla bellezza e alla magia di San Valentino per la 33esima edizione del Ballo del Doge, ideato da Antonia Sauter, in scena nella monumentale Scuola Grande della Misericordia. A Venezia, nel suo mistero più romantico, l'amore come il carnevale è magia fragile ma eterna. È un po' banale parlare di amore, ma in realtà ce ne sarebbe veramente bisogno di amore. E sempre in tema di Carnevale vi ricordo alle 14, quindi tra poco meno di mezz'ora, la diretta su Antenna 3 per seguire il gran finale del Carnevale 2026 a Treviso con la sfilata dei carri lungo le vie della città. E allora io adesso vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo in regia, vi lascio alla sigla, alle previsioni del tempo e poi alle 14 la diretta con il Carnevale di Treviso. Buon pomeriggio.